Far West a Gela, in una sparatoria ha ferito un licatese che difendeva il figlio picchiato in una rissa. La lite è nata per una donna, arrestato l'uomo che ha esploso i colpi. A 3 giorni dal voto siamo ancora alla conta dei voti, ma anche il dato ufficiale delle amministrative di Agrigento, mentre il procedimento a carico di Firetto slitta dopo il ballottaggio. Dopo i disordini, vetri rotti, incendi, migranti in fuga e poliziotti feriti, il prefetto chiude la struttura per la quarantena dei migranti del villaggio Mosè. Tutta colpa di Tim, la regione affiderà a un altro bando l'assegnazione dei soldi alle aziende che hanno subito danni per il lockdown. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca, rissa furibonda con sparatoria, licatese colpito dai 6 colpi di pistola all'addome. C'è il servizio. Emerge un quadro un po' più chiaro adesso che il fumo della polvere da sparo si è diradato e la cortina di silenzio calata sul piazzale del GB Oil dopo i colpi di pistola inizia a cedere. La scorsa notte il panico ha preso il sopravvento, prima la rissa, poi gli spari. Siamo a Gela, in uno dei locali più frequentati, un bar, ristorante, stazione di servizio, metà di centinaia di clienti, H24. La scintilla sarebbe scattata per problemi di donne, di una donna. Una ragazza contesa o forse un complimento di troppo. Il movente sarebbe comunque passionale. Sono le 2:30, 2 gruppi di persone, uno di Gela, l'altro di Licata, discutono, poi partono i primi schiaffi. Un ragazzo di 20 anni di Licata le prende di santa ragione, tanto da essere costretto a farsi medicare in ospedale. Poco dopo dal gruppo si stacca un soggetto, Paolo Quinto di Giacomo, 34 anni, gelese. Lo vedono allontanarsi per poi tornare con una pistola in pugno. L'uomo, avvolto dalla penombra, fa fuoco e colpisce il licatese 42enne Michele C., padre del 20enne picchiato. 6 colpi all'addome, andati a segno, esplosi con una semiautomatica di medio calibro 7,65. Il sangue inizia a scorrere. Le urla e il panico si scatenano perché GB Oil si affaccia sulla strada statale 115. È un continuo via vai di clienti, lavoratori, forze dell'ordine, che vi fanno approdo a qualsiasi ora del giorno e della notte per un caffè, un pacchetto di sigarette o per fare rifornimento. Ed è per questo che al momento della sparatoria c'erano decine di persone tra clienti e personale. La prima pattuglia dei carabinieri arriva pochi istanti dopo gli spari. Il 42enne di Licata viene soccorso da un'ambulanza del 118 che nel frattempo raggiunge l'area di servizio. L'uomo è adesso in ospedale. Poco dopo le 3 della notte è stato trasferito in sala operatoria e i medici stanno cercando di salvarlo, ma in condizioni critiche per l'emorragia dell'addome causata dai proiettili. Non sarebbe comunque in imminente pericolo di vita. Pochi giri di lancette, d'orologio e gli uomini dell'arma arrestano Paolo Quinto di Giacomo, 34 anni. Sarebbe lui l'uomo di Gela che ha fatto fuoco. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco. Giacomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, era stato chiamato dalla sorella al culmine di una rissa tra un gruppo di gelesi e licatesi. Il 34enne ha prima raggiunto la sorella, che nel corso della rissa era rimasta ferita alla testa, per poi tornare in macchina e prendere la pistola. È stato arrestato l'uomo che avrebbe violentato durante il lockdown e messo incinta una ragazza disabile ricoverata all'Oasi di Troina mentre questa era positiva. La squadra mobile di Enna ha affermato come indiziato di delitto un operatore sanitario della struttura LA di 39 anni, accusato di violenza sessuale aggravata dall'aver commesso il fatto ai danni di una donna disabile e nel momento in cui la stessa era a lui affidata. La violenza sarebbe avvenuta durante il lockdown mentre l'Oasi di Troina era dichiarata zona rossa. Il fermo è stato disposto dai sostituti procuratori di Enna Stefania Leonte e Orazio Longo. Al termine del lungo interrogatorio in cui l'operatore ha confessato a denunciare i fatti alla squadra mobile lo scorso 11 settembre sarebbe stato l'avvocato nominato dalla famiglia della vittima che soffre di gravissime patologie connesse ad una rara malattia genetica. Ad Agrigento, a 3 giorni dalla conclusione del primo turno di elezioni amministrative, manca il dato ufficiale definitivo, lo spoglio delle schede delle sezioni mancanti, cioè le sezioni 13, 32, 34 e 52,
È concluso e diversamente non potrebbe essere per legge. Le schede sono state infatti raccolte, imballate e trasferite alla sede della Commissione elettorale di Agrigento e saranno adesso oggetto di attività di verifica che possono confermare i numeri. Un passaggio che avverrà nel caso della 52 per il fatto che le operazioni di spoglio sono durate più di 24 ore, mentre nel caso delle altre sezioni solo perché si sarebbero riscontrate delle incongruenze nella conta dei voti. Solo a quel punto potranno essere effettivamente caricate nel portale del Comune, ma soprattutto validati dalla Commissione perché si possa procedere alla proclamazione degli eletti, che comunque dovrà aspettare la fine del ballottaggio. Adesso bisogna aspettare verosimilmente ancora qualche giorno, anche se alla fine il quadro complessivo dei risultati non dovrebbe variare. C'è il servizio di Eugenio Cairone. Se avessero usato la stessa accortezza usata per registrare gli elettori, facendo loro abbassare la mascherina per l'identificazione, come è avvenuto nella sezione 32, non saremmo qui ad attendere ancora il risultato definitivo. Chiedere di abbassare la mascherina è uno scrupolo che ci può stare, è tutto il resto che invece non dovrebbe succedere, frutto forse di inesperienza o chissà che cosa. La data per il ballottaggio ovviamente è confermata, anche perché non si può tenere conto della situazione creata, una situazione tutta agrigentina che fa parlare con il condizionale per dire che i risultati alla fine dovrebbero essere confermati, ma intanto non lo sono e non sono definitivi. Questo lo diciamo nel rispetto della verità, quella che qualche organo di informazione ieri si è lasciata sfuggire. Un verdetto prima dell'esito del ballottaggio si presterebbe a strumentalizzazioni, per questo nell'interesse supremo della giustizia chiedo un differimento. L'istanza di rinvio accolta dal GUP Alessandra Vella porta la firma dell'avvocato Salvatore Pennica nella veste di difensore dei due revisori dei conti del comune di Porto Empedocle. Il procedimento ferma l'udienza preliminare da mesi, scanditi da numerose udienze con passaggi interlocutori, e quello in cui è imputato anche l'attuale sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che i prossimi 18 e 19 ottobre tenterà la riconferma al ballottaggio con lo sfidante Franco Miccichè. L'ipotesi del pubblico ministero Chiara Bisso è che sarebbero stati falsificati i bilanci dell'ente fra il 2011 e il 2014, quando a capo dell'amministrazione c'era Firetto, per far quadrare i conti ed evitare che scattassero le sanzioni di legge per gli enti che non rispettano il patto di stabilità. Nella lista degli imputati, oltre all'attuale sindaco del capoluogo, ci sono l'ex responsabile dei servizi finanziari dell'ente Salvatore Alesci e 5 revisori dei conti che si sono alternati in quegli anni. Sono Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti, Enrico Fiannaca ed Enzio Veneziano. Vetri rotti, materassi incendiati, migranti in fuga e poliziotti feriti. Dopo i disordini, il centro quarantena migranti di Viale Cannatella d'Agrigento oggi verrà chiuso. Vediamo. I migranti ospiti del centro di quarantena del villaggio Mose di Agrigento, dopo quanto è accaduto ieri, sono stati trasferiti in un'altra struttura dove ultimeranno il periodo di sorveglianza sanitaria. Così il prefetto Maria Rita Cocciufa, la quale conferma che oggi le ultime 3 persone positive al coronavirus verranno trasferite a Palermo, dove saranno imbarcate sulla nave Aurelia. Al momento, nella struttura del rione commerciale di Agrigento restano soltanto 3 persone contagiate dal virus Covid-19, per le quali si sta procedendo ad organizzare in maniera opportuna il trasferimento e l'imbarco sulla nave quarantena Aurelia, che irrà da Palermo. Al termine di queste operazioni la struttura sarà chiusa, ma si dovrà vedere se dovesse essere riaperta in caso di necessità. Intanto 3 poliziotti del reparto mobile di Palermo durante i tafferugli registrati si sono rimasti feriti. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, esprimendo solidarietà e vicinanza, ha parlato chiaramente di aggressioni intollerabili nei confronti di chi in questa difficile situazione sta operando con dedizione e professionalità anche sul fronte della gestione del fenomeno migratorio per garantire la sicurezza dei cittadini. Antonino Alletto, segretario generale nazionale del Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti, un comunicato stampa molto pesante e determinato: Agrigento non è Beirut, dove denunciate le condizioni massacranti in cui i poliziotti lavorano. Ma guardi, noi come poliziotti pretendiamo solo una cosa: sapere come dobbiamo muoverci quando accade
un fatto qualsiasi, un fatto criminoso. Per quanto riguarda gli immigrati ci riteniamo semplicemente delle belle statuine, perché malgrado abbiamo un numero congruo di forze dell'ordine che presidiano i centri di immigrazione, non abbiamo regole di ingaggio perché a tutt'oggi il governo non le ha emanate. Quindi rischiamo che qualsiasi tipologia di intervento venga adottata dalle forze dell'ordine vengano scambiate per altro. Questo ci crea tante difficoltà. I fatti che sono accaduti in questi giorni sono di una gravità che prevedono comunque, il codice penale prevede per costoro che l'hanno fatto dei reati specifici e quindi delle sanzioni. Ma solitamente siamo attorno a questi centri di immigrazione che non riteniamo affatto siano idonei ad accogliere degli esseri umani, ci troviamo a non avere delle regole di ingaggio chiare. C'è anche Siculiana, ma le voglio fare un'altra domanda. Ecco, c'è anche un'incapacità da parte dei gestori a gestire il centro? Ma guardi, noi non abbiamo contatti con i gestori, non ci interessa questo. Noi riteniamo che i centri d'accoglienza, così come sono dislocati, non siano idonei. Devono contenere un numero minore di cittadini che si introducono illegalmente nel nostro territorio. Dovrebbero essere delle strutture per noi più agevolate per quanto riguarda il controllo esterno, così come sono, non lo sono affatto. Raid vandalico nella notte nell'area esterna di un bar tra Porta di Ponte e la via Tenea ad Agrigento. Ignoti si sono introdotti nella proprietà privata e hanno rotto tavoli e sedie collocati nella piazzetta. A fare l'amara scoperta del raid vandalico uno dei titolari dell'attività lavorativa. Sul posto sono giunti i carabinieri, danneggiati una decina di tavoli e sedie. Alla fine la Regione si arrende al nulla il Click Day dando la colpa a TIM ma accettando la linea suggerita all'ARS dall'opposizione. I contributi alle imprese per i danni subiti durante il lockdown saranno concessi a pioggia, considerando come platea tutte le imprese che si sono registrate sul portale messo in piedi fino a questo momento, con modalità che adesso l'assessorato regionale alle attività produttive affiderà a un altro bando. Ci sono i nostri servizi. Bonus Sicilia, dopo il flop la regione annulla il nuovo Click Day. La regione siciliana incassa l'ennesimo fallimento e rinuncia per la seconda volta per i contributi destinati alle imprese maggiormente colpite dalla crisi dettata dal lockdown. Non ci sarà nessuna corsa basata sulla velocità del click né tantomeno sull'affidabilità delle connessioni internet. La nuova procedura telematica Bonus Sicilia sul sito web Sicilia Pay sarebbe dovuta scattare quest'oggi a partire dalle ore 9 dopo il clamoroso flop dello scorso lunedì, quando la piattaforma è andata in tilt e pochi attimi dopo il via libera. Sul tavolo 125 milioni di euro destinati alle piccole e medie imprese siciliane con finanziamenti per singole realtà compresi tra i 5.000 e i 35.000 euro. Ad annunciare la resa in una conferenza stampa congiunta sono stati l'assessore regionale alle attività produttive Mimo Turano e quello al bilancio e vicepresidente della regione Gaetano Armao. Telecom ha riconosciuto di non essere nelle condizioni di dare certezze per procedere in condizioni di sicurezza, sottolinea Turano. Ad animare l'intera conferenza stampa, infatti, le accuse al gestore di telefonia. Il contratto con gli uffici di Palermo, però, almeno per il momento, rimarrà in vigore, nonostante gli scenari annunciati da un furioso presidente della regione, Nello Musumeci, pronto, dice, a rescindere l'accordo con TIM se esistono le condizioni. Più cauta invece la posizione dell'assessore Turano, anche perché la regione dovrà essere nelle condizioni di poter accedere al database con le domande di finanziamento caricate dagli imprenditori. Adesso messo in archivio il Click Day, i soldi messi a disposizione dalla regione per le imprese verranno erogati con un metodo a pioggia, accontentare tutti, ma ovviamente in misura ridotta. Niente più fasce di finanziamento, ma una quota di circa 2.000 euro a impresa, frutto della divisione dei 125 milioni di euro previsti a fronte di circa 56.000 imprenditori accreditati per la partecipazione alla corsa al click. Ad oggi però non sono ancora chiare le tempistiche per l'erogazione dei contributi. Abbiamo i soldi, spiega ancora l'assessore Turano, e vogliamo darli davvero agli imprenditori, stiamo però cercando un modo per spedirli. Quello di oggi è l'epilogo di uno scenario in parte già previsto e che si era
ampiamente avvistato lo scorso lunedì. È l'ennesima batosta in una regione che con i click day non ha mai avuto un buon rapporto. Il tracollo più duro e noto resta quello andato a scena durante il governo guidato dal presidente Rosario Crocetta. L'incidente che si è verificato è stato registrato, è stato segnalato alla regione siciliana per tempo e a seguito della nostra segnalazione abbiamo avuto rassicurazione da parte di team che il problema non era reale. Abbiamo chiaramente le mail tanto di informazione quanto di riscontro. Successivamente, dinanzi ad una ulteriore richiesta perché un tizio che questa volta si era messo in chiaro, nel senso che sui canali social aveva evidenziato il problema che era stato precedentemente segnalato, abbiamo riscritto di nuovo alla team e nella notte di lunedì, prima alle 2 di notte, poi alle ore 5, poi alle ore 7:41, l'amministrazione veniva informata dell'esistenza reale di quel problema. Ci siamo chiaramente immediatamente attivati e l'unica soluzione che la team ha proposto era quella di rinviare per 72 ore, termine previsto e concesso dalla legge, per capire qual era l'anomalia, il problema. Noi chiaramente abbiamo chiesto scusa alle imprese siciliane nonostante non si trattasse di una colpa imputabile all'amministrazione. Capite lo stupore e l'amarezza. Il governo della regione ha deciso due cose importanti. La prima di continuare a considerare la platea degli imprenditori che si erano registrati sulla piattaforma come imprenditori che avevano risposto regolarmente al bando con tutti i requisiti che questo prevedeva. La seconda di dare un ristoro comunque alle imprese cambiando alcuni parametri del bando e prendendo in considerazione tutte le domande. Ed è l'unica scelta che si può mettere in campo dinanzi a un disservizio causato da altri. Noi sappiamo che il Covid è venuto in maniera improvvisa, ha causato un danno, siamo costretti a scegliere così, ma il nostro obiettivo è non far aspettare più nessuno, non affidarci più a metodi che non possono trovare la certezza della garanzia in termini di piattaforma informatica. Siamo con il segretario provinciale della CNA di Agrigento, Claudio Spoto, per illustrarci le ultime novità sul Click Day, che sarebbe il rimborso che la Regione prevede per le aziende colpite da Covid-19, che purtroppo non è andato bene il Click Day. Ma quali le ultime novità? Certamente il ristoro nei confronti delle imprese è un principio nobile, è un'azione molto apprezzabile da parte del governo regionale, però noi abbiamo subito contestato i criteri e le modalità di accesso. Ecco, il Click Day è una soluzione che suona come una beffa, che suona come una presa in giro per le imprese, una mortificazione, un'offesa a quanti ogni giorno con impegno e con sacrificio lavorano, che hanno subito un colpo tremendo dalla chiusura, dal lockdown durante la pandemia e che però continuano a lavorare, tengono in piedi l'economia e queste imprese vanno aiutate e sostenute concretamente attraverso criteri e modalità di accesso al contributo che a fondo perduto, che va calibrato secondo criteri e modalità che non siano quelle di affidare l'ottenimento e la possibilità di ricevere questo contributo alla velocità con cui si clicca. Ecco, questo mi pare che debba essere completamente tramontata questa ipotesi. Infatti la Regione ha deciso di andare oltre, fortunatamente dopo una nostra forte pressione assieme alle altre organizzazioni datoriali, perché ovviamente questo non è un principio che può essere apprezzato, che può essere tenuto in considerazione positivamente né dalla parte nostra né da parte delle imprese che noi rappresentiamo.
Ci sarà un allargamento della platea, un po' su come ha fatto l'Agenzia delle Entrate, il reale rimborso sul calo del fatturato più che limitarlo ai codici Ateco, cosa che è stata contestata fortemente sia da voi che da Confcommercio? Ovviamente già c'è una platea, perché le imprese hanno compilato online nella piattaforma le istanze, quelle verranno prese in considerazione, saranno ovviamente accederanno al contributo, però ecco, noi ci siamo battuti, ci stiamo battendo perché la platea venga ampliata, perché non possono essere inserite solo quelle aziende che con i codici Ateco già codificati sono rimaste bloccate durante il lockdown, perché ci sono aziende che perché erogavano servizi essenziali hanno mantenuto l'attività aperta, però subendo penalizzazioni dal punto di vista della riduzione del fatturato non indifferente. Quindi è giusto, è opportuno, è legittimo che anche quelle imprese con codice Ateco oggi non compresi vengano inserite nella tabella e siano destinatarie anch'esse del contributo di questo aiuto da parte della Regione. Ed il sindaco di Messina, Cateno De Luca, attacca il governo Musumeci e il festival degli annunci sul Click Day. Vediamo. Ma guardate, ad agosto non è una questione che c'erano solo 200 persone in smart working, ce n'erano 700 in ferie, 800. Signori, la dobbiamo finire di continuare a tutelare chi il lavoro ce l'ha e soprattutto a portare avanti una visione, mi permetto di dire comunista, ma non voglio offendere i veri comunisti, dove nel palazzo municipale, qui Palazzo Zanca, per distribuire €1 lo si devono dare a tutti quanti. Perché? Perché se si dà €1 a chi ha una responsabilità o a chi è più bravo degli altri, si chiama produttività, si offendono magari chi non è stato meritevole di avere la risorsa. Qui si sono rubati i soldi negli ultimi 10 anni e lo risottolineo, tanto abbiamo fatto le denunce del caso. Rubare lo sapete che significa? Che si prendono i soldi dei contribuenti e si distribuiscono a pioggia, tutti produttivi, tutti uguali, indennità di responsabilità a tutti quanti, sono tutti responsabili qua dentro, rompete più le cortesemente. Allora, il sindacato se può discutere con me di criteri di meritocrazia, io sono qui a disposizione. Se vuole continuare ad istigare a delinquere e quindi massacrare le casse pubbliche, mi dispiace, con me saranno non scontri, scintille. Ma prima di varcare la porta di questo palazzo siamo tutti bravi e siamo tutti anche vogliosi di dare un contributo importante alla nostra società. Noto che quando si entra in questo palazzo purtroppo una parte di coloro che entrano si fanno da questo punto di vista contaminare. Io ho ricevuto varie segnalazioni, poi ne ho ricevuto anche una specifica ben qualificata e ho reso pubblico che cosa? Che non è pensabile che si operi con delle modalità che obiettivamente mi sembrano abbastanza anomale, cosa che avevo fatto pure presente all'ingegnere Signorelli, il comandante della polizia municipale. Dopodiché io per quelle che sono le critiche che mi vengono rivolte dal SIPOL o da altri sindacati, dico semplicemente una cosa, ho messo i soldi per divise e quant'altro nel bilancio del 2019, ho messo i soldi per sempre le divise e scarpe e tutto l'armamentario della Polizia Municipale nel bilancio 2020 e ancora non sono stati spesi. Se sono e se siete che non spendete neanche i soldi che io vi metto a disposizione, è un problema vostro. Perché quando io mi ritrovo ad ottobre con centinaia di migliaia di euro non spesi, si è. Quindi rispondo semplicemente dicendo questo. Dopodiché, se il sindacato, quando si vuole sedere con me a ragionare, ragioniamo con molto piacere e non accetto che la valutazione che a 50 anni, a 55 anni si è vecchi per poter fare un certo servizio della polizia municipale, non l'accetto perché cito sempre la Mazza, aveva magari a 65 anni quando andava in pensione, fino all'ultimo giorno è stato in trincea. Allora qui c'è una differenza da fare tra chi ha voglia di lavorare e chi si vuole rubare lo stipendio. Bene, con me i ladri non hanno fortuna e questo lo voglio sottolineare per l'ennesima volta. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Anche Taormina solidale con il popolo bielorusso che lotta per la libertà e la democrazia, una manifestazione per i prigionieri politici e per l'uscita di scena del presidente che è al potere da ben 27 anni. C'è il servizio. Anche la Sicilia ha voluto manifestare la propria vicinanza al popolo bielorusso. Nei giorni scorsi la diaspora bielorussia in Sicilia ha organizzato a Taormina, in Piazza Duomo, sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Bolognari, una manifestazione di solidarietà per dare più voce al popolo bielorusso nella sua lotta più pacifica al mondo contro la dittatura, violenza fisica e morale, nonché violazione delle leggi e diritti umani. L'Italia, come il resto d'Europa, non può che essere solidale, si stringe attorno ai manifestanti, si stringe attorno al popolo bielorusso, nella speranza che ci sia da parte del resto d'Europa e dell'Unione Europea, delle istituzioni europee, oltre che le già decise iniziative di carattere economico, anche un ulteriore aiuto politico, ideale, morale, proprio a sostegno di questa grande battaglia. L'iniziativa è stata rafforzata dal sapere che Svetlana Aleksijevich, il premio Nobel bielorusso in letteratura e uno dei rappresentanti del Consiglio di coordinamento popolare bielorusso, è stata una degli ospiti d'onore al Tao Book di Taormina, nonché uno dei destinatari del premio Tao Book Award for Literary Excellence. Ad oggi, purtroppo, Svetlana Aleksijevich rimane uno dei 2 membri del Consiglio di coordinamento rimasti ancora liberi, mentre gli altri sono stati rinchiusi in carcere oppure costretti a fuggire all'estero. Lukashenko sostiene di aver raccolto l'80% dei voti, ma l'opposizione denuncia brogli elettorali e vede come presidente legittimo la propria leader Svetlana Tikhanovskaya. Il Parlamento europeo, attraverso una risoluzione adottata il 17 settembre con 574 sì, 37 no e 82 astensioni, si è espresso formalmente contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, accusato di trattenere il potere con il terrore, esercitando violenza, pressioni, persecuzioni, repressioni e torture contro il proprio popolo. Ciò che sta accadendo in Bielorussia non può lasciarci passivi. In tutto il mondo si stanno svolgendo manifestazioni di solidarietà. Solo con l'unione di tutti i bielorussi, sia nei confini del paese stesso che fuori di essi, e di tutti quanti non indifferenti alla loro buona causa, sarà possibile sconfiggere l'ultima dittatura in Europa. Proprio per questo è di vitale importanza il contributo dei bielorussi all'estero. Un impiegato del Tribunale di Agrigento è stato sanzionato dai carabinieri in servizio nel Palazzo di Giustizia perché non indossava la mascherina. L'impiegato è stato sottoposto sprovvisto dal dispositivo di protezione e per lui è scattata la multa di 250 euro. Controlli precisi, quelli svolti ogni giorno dai militari in servizio al Tribunale, dove quotidianamente accedono centinaia di persone. I carabinieri del NAS di Catania hanno scoperto nel centro cittadino un venditore che aveva utilizzato la propria attività per spacciare indisturbato vere e proprie sostanze stupefacenti, simulando la vendita di prodotti perfumatori attraverso un distributore automatico installato all'esterno del negozio. Mediante un ingegnoso stratagemma, il commerciante riusciva a vendere solo a clienti fiduciari specifiche confezioni esposte in precisi scomparti del distributore automatico, all'interno del quale erano celate dosi di marijuana, determinando un'effettiva e continuativa attività di spaccio. I carabinieri del NAS, perquisito l'intero negozio e la sua abitazione, hanno scoperto centinaia di dosi pronte per essere vendute ed altra sostanza sfusa ancora da suddividere. Le sostanze rinvenute sono state sequestrate e inviate ai competenti laboratori chimici per determinare il principio attivo ad effetto psicotropo tipico della canapa indiana. Le analisi ne hanno confermato
confermato la presenza in alte concentrazioni, sufficiente per la preparazione di circa 1 migliaio di dosi. A conclusione dell'intervento, il commerciante è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e posto nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. Sport, calcio, eccellenza. L'Acragas batte 2-0 il Casteltermini nel recupero della seconda giornata che era stata rinviata per un sospetto caso Covid nella formazione di casa e conquista la vetta della classifica a punteggio pieno. I dettagli con Carmelo Lentini e Tonino Butera. Terza vittoria di fila per l'Acragas di Ciccio Di Gaetano che nel recupero con il Casteltermini ottiene una vittoria per 0-2 e si pone in vetta alla classifica a punteggio pieno. Una gara molto combattuta e contro un Casteltermini veloce e arrembante è sceso in campo ben deciso a vendere cara la propria pelle. Tra l'altro si sono ritrovate sul rettangolo di gioco del Lombardo due squadre che stanno attraversando un buon periodo di forma, specie dopo le rispettive vittorie ottenute domenica scorsa. Parte bene la squadra di Pino La Bianca che mette in difficoltà la compagine dei Templi grazie ad un pressing costante. L'Acragas gioca di rimessa e al 16° passa in vantaggio con Villa. Il Casteltermini reagisce prontamente ma non riesce a trovare la via della rete. A fare da padrona in questa gara sono gli infortuni, specie in casa Acragas, che perde ben 4 calciatori di prima squadra. Cipolla, che poi verrà sostituito da Ferrante, il portiere Anastasi da compagno, Mannina, che lascia il posto alla Rocca, e Ruggeri, invece, che esce fuori sempre per infortunio, e il cui posto viene preso dal giovane Arnone. Per la cronaca un paio di essi sono dovuti ricorrere anche alle cure dell'ospedale per ulteriori accertamenti. Nel secondo tempo un tiro ravvicinato di Silla viene respinto da compagno, che salva il risultato. Infine, al 97° l'arbitro aveva segnato ben 7 minuti di recupero. Minuti finali di Casteltermini Acragas, si aspetta adesso il fischio dell'arbitro Bonasera di Enna. Mediocre la sua prestazione. Acragas che sta vincendo 1-0, ha sofferto tantissimo in questo secondo tempo con il Casteltermini che ha sfiorato il pareggio. Intanto c'è Villa per Gambino, il raddoppio dell'Acragas. Acragas che chiude la partita dopo aver rischiato di averla pareggiata, però un Acragas che ha dato veramente il massimo, è successo davvero di tutto a Casteltermini con tanti infortuni magari fortuiti, e c'è il fischio dell'arbitro. 96°, 6 minuti di recupero, l'Acragas che raddoppia e si porta a casa il successo dal Ferdinando Lombardo di Casteltermini, che vale la vetta della classifica a punteggio pieno. La squadra di Gaetano agguanta la vetta a punteggio pieno. Peccato per gli infortuni oggi di Fofò Cipolla, diversi punti di sutura sicuramente alla testa, e l'infortunio del portiere Anastasi che si è stirato. Ha fatto la sua parte anche Compagno, che ha salvato su Silla il gol del possibile pareggio da 2 passi, è stato strepitoso nell'intervento. In definitiva è stato un derby molto combattuto, finisce 2-0 per l'Acragas. Un gran primo tempo dell'Acragas, poi è uscito fuori il Casteltermini, è finita 2-0, avete rischiato un tantino, una partita comunque strana anche per gli infortuni successi fortuiti, ma che sono successi e ti hanno costretto a fare alcuni cambi tattici. Comunque alla fine per l'Acragas è andato bene, sono 9 punti e la vetta della classifica. Sì, allora, così come dicevo alla vigilia, sapevamo di incontrare una squadra che secondo me è una squadra che a fine campionato si ritroverà nei piani alti della classifica. Questo è un mio pensiero e non lo dico solo perché ho visto oggi quello che hanno fatto vedere. Però come dicevi tu, il primo tempo non c'è nemmeno da commentarlo, perché comunque siamo stati veramente bravi, siamo stati sempre sul pezzo. La cosa che mi fa arrabbiare è che nel secondo tempo, così come già è successo la partita precedente, tendiamo più a gestire il risultato e quindi ad abbassarci un attimino e non provare a chiudere le partite. Ed è una cosa che non si sposa col mio modo di essere, quindi pian piano, è ovvio che siamo solo alla terza partita di campionato e sto cercando di farglielo capire ai ragazzi e di trasmetterglielo allenamento dopo allenamento,
e quindi credo e sono sicuro che comunque col passare delle domeniche aumenterà questo arco di tempo in cui dureremo e saremo così brillanti come il primo tempo. Ma sicuramente poi il campo ha detto questo, noi il primo tempo magari andavamo in difficoltà sulla gestione, diciamo, della palla che avevano loro. Abbiamo cambiato sistema di gioco tra primo e secondo tempo e i ragazzi hanno interpretato nel modo giusto, fino al 90esimo li abbiamo martellati, c'era un rigore enorme e l'arbitro in modo indecoroso si è girato dall'altro lato, però andiamo avanti. Purtroppo questi arbitri, quando vanno vedendo che soffrono il blasone delle società, così non va bene, quello è rigore, lo devi fischiare, non c'è niente da fare. Se non è rigore, che è fuori area, devi fischiare il fallo a favore nostro da una posizione dove potevamo segnare, e così non va. Comunque una bella prestazione dei tuoi ragazzi nel secondo tempo, di mettere sotto una squadra che punta a vincere il campionato non è cosa da poco, anche se i punti non sono arrivati. Io ti devo dire che secondo me, io non ho visto le altre squadre, ma è una squadra di grande livello, cioè giocatori importanti, giocatori fortissimi. Onestamente sì, è vero il primo tempo, ma non possiamo giocare a questi ritmi per 90 minuti. L'hanno fatto benissimo nel secondo tempo, l'abbiamo fatto benissimo nel secondo tempo, in virtù anche del sistema di gioco che abbiamo cambiato. I ragazzi che sono entrati hanno dato quello che io pretendo dai miei giocatori quando entrano nel secondo tempo, perché hanno dato una svolta dal punto di vista proprio caratteriale, tecniche. Noi fino al 97esimo noi giocavamo, uscivamo con palla da dietro, quindi complimenti ai miei ragazzi, bravissimi veramente, grande partita. Il risultato ci penalizza, però già abbiamo la testa proiettata a domenica contro la Folgore, così finiremo queste 4 partite in 10 giorni. Onestamente giocare a questi ritmi in 3 partite in 7 giorni mi sembra che non sia da tutti, però ricomponiamoci tranquillamente, riposiamoci, perché abbiamo bisogno di riposarci, e pensare a domenica alla partita con la Folgore. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.